Chiudere a 15 punti questo girone d'andata, l'unico obiettivo di Partinico Audace ed Empedoclina. Un saluto da Antonio Massaro, gentili spettatori, dal Salvatore Favazza di Terrasini per seguire la sfida valida per la 13ª giornata del girone A di promozione siciliana. Come detto è l'ultima sfida di questo girone d'andata, il Partinico Audace come l'Empedoclina ne hanno fatti solo 12 di punti in questa prima parte di campionato e hanno come unico obiettivo di riscattarsi nel girone di ritorno, ma per farlo devono arrivare con grande fiducia e chiudere l'anno 2023 nel migliore dei modi, e per farlo i 3 punti sono fondamentali. Adesso le squadre, come stiamo vedendo, si stanno salutando come di consueto nel pre-gara. Abbiamo analizzato a più riprese le scelte di mister Abenante in questo match, le andiamo a leggere brevemente anche adesso, con Cascione che oggi debutta dal primo minuto con questa maglia. Poi abbiamo Cusumano e Maranzano che saranno i laterali bassi del 4-3-3 di Abenante, Scrozzo davanti alla difesa, Viscuso e Filia al centro, Pulizzi, Panzeri, Longo, D'Amico e Anselmo completano il resto della squadra. Adesso, prima di leggere le scelte dell'Empedoclina, c'è da rispettare un minuto di silenzio che in tutti i campi stanno rispettando. Si unisce chiaramente anche la terna arbitrale. Terminato anche il minuto di silenzio, adesso le squadre si schierano sul terreno di gioco. L'Empedoclina parte con Pullarata tra i pali, Dangorra, Salamone, Brunetto, Meta, Castronovo, Riccobono, Zambito, Curaba, Tirone e ancora Brunetto. Questo è lo schieramento dell'Empedoclina. Mister Giuseppe Portelli, ex collaboratore di questa squadra. Adesso si aspetta solo il fischio del direttore di gara Accetta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, fiancheggiato da Dennis della sezione di Palermo e Bellante ancora di Barcellona Pozzo di Gotto. Fischietto in bocca per il direttore di gara. È iniziata adesso Partinico Audace Empedoclina con gli ospiti in possesso di palla. Subito un lancio controllato dal Partinico Audace. Gestisce palla Cascione. Fili, porta palla. Vuole verticalizzare, scambio con Panzeri, giocata a muro per Scrozzo. Primo possesso che non riesce al Partinico Audace, quindi Empedoclina che guadagna rimessa laterale. Squadra che è una neopromossa quest'anno, viene dalla prima categoria, ha vinto il campionato l'anno scorso, arrivando davanti al Real Suttano e al Nicosia. Altre squadre poi salite in promozione, nel girone C chiaramente. Invece l'Empedoclina è stata assegnata nel girone B per questioni chiaramente territoriali. Tanto punizione battuta subito da Panzeri, provato uno schema tra Scrozzo e il 10, ancora il 4 che riesce a riconquistare palla, poi prova ad accendersi il talento di Panzeri, Empedoclina che fatica ad uscire palla al piede e Partinico Audace che consolida il possesso nella metà campo avversaria. Anselmo molto duro su questa palla, ma è tutto regolare. Avanza ancora la squadra di Abenante, si distende in avanti. Longo prova ad accendersi, prova a metterla in mezzo anche il numero 11, ma la sua palla è stata murata e quindi rimessa laterale in zona d'attacco. Se ne occupa Cusumano
scambio di petto con Longo, ancora Partinico Audace, palla a cercare Pulizzi, ma c'è l'insistenza nero-verde che contraddistingue questi primi giri d'orologio. Intanto Maranzano insieme a Pulizzi, i due si sovrastano un po', poi ci mette una pezza anche il difensore dell'Empedoclina e allora si riparte da Pullara, portiere già da un paio di anni nella squadra biancogranata. E quindi ripartirà dal basso la squadra ospite, che viene da un successo importante contro il Casteltermini, che ha aiutato a rimarginare un po' lo spirito della squadra di Porto Empedocle, anch'essa reduce da un giro d'andata difficile. Inoltre i Granata hanno perso 4-0 sul campo del Marsala, quindi ci voleva una vittoria contro il Casteltermini. Intanto Viscuso libera questo pallone, Partinico Audacesso fa un po' di fatica a tenere il pallone, Anselmo non commette fallo e poi forse lo subisce, e infatti calcio di punizione in favore dei neroverdi, che non riescono a battere subito. Ci pensa Scrozzo ad allargare il gioco da Cusumano, si distende e appoggia per Longo, ancora l'11, forse atterrato falosamente, no, per il direttore di gara, e quindi concessa una rimessa laterale all'Empedoclina. Arrivano le prime indicazioni di mister Abenante, a quale è stata rinnovata parecchio la squadra dal suo arrivo a oggi. La sessione invernale ha portato diversi cambiamenti sia in entrata che in uscita. Anselmo con un tocco a servire Longo prova ad andare l'11, ma la rimessa laterale è proprio per i padroni di casa, che continuano a menare le danze, continuano ad insistere con il possesso. Chiaro che Empedoclina proverà a chiudersi per ripartire in un secondo momento. Tanto questo pallone per D'Amico viene liberato, poi Viscuso è andato ad aggredire alto, però ha commesso fallo l'ex San Vitolo Capo, uno dei tanti nuovi innesti di questa squadra, un giocatore che è cresciuto nel settore giovanile al Palermo, ha fatto anche la Serie D col Messina, sta dando una grande mano il numero 5 neroverde. Difensore ideale per fiancheggiare Fili, altro elemento fondamentale che tra le altre cose con l'addio di Pierrotta è diventato il capocannoniere di questa squadra con 3 gol, e per un difensore sicuramente non è poco. Intanto occhio a questa iniziativa offensiva dell'Empedoclina, e arriva il primo tiro della partita con la squadra granata. Intanto il direttore di gara un po' acceso, soprattutto nei confronti di Tirone. Il gioco è ripartito, ma è stato chiesto a Cascione di far ripartire il gioco nuovamente, e gioca corto subito per Fili, porta palla, ha chiamato questa giocata mister Abenante a Fili, poi prende in pieno il compagno Pulizzi. Scrozzo si è abbassato nella linea di difensori, apre il gioco il capitano del Partinico Audace, si sacrifica bene Longo, e allora Cusumano può andare a lavorare con i piedi sulla linea. Partinico Audace che non perde un attimo per giocare il pallone, ma è l'Empedoclina a gestire per il momento le operazioni, che durano veramente poco. Il pallone va da una parte all'altra del campo, Viscuso ribatte di testa, poi occhio a questo contatto da dietro ai danni di Cusumano, che guadagna calcio di punizione. Fili, Panzeri, si abbassa lui a costruire, pensa di andare in verticale il 10, ma alla fine ci è andato con un po' di ritardo. Infatti il guardalinee c'ha la bandierina alzata, perso troppo tempo l'ex Primavera del Cittadella. Si riparte da Pullara, che sbaglia completamente il rinvio prendendo la testa di Longo. Il Partinico Audace in qualche modo riesce a giocare, ma Fili mette la sfera fuori, non ci arriva Pulizzi, che nell'ultimo turno
alla Iastrelli di Carini, si è sbloccato con una grande giocata, con un grande gol. Già l'ex Real Suttana aveva dato grandi dimostrazioni contro il San Giorgio Piana al suo debutto. Il gol meritatissimo contro l'Iccarense dà ancora più fiducia a un giocatore classe 2003 ma che ha già grandi esperienze nelle categorie dilettantistiche. Intanto ancora Empedoclina che si rifugia in rimessa laterale, ci ha creduto D'Amico e alla fine il suo lavoro di sacrificio, di pressione ha funzionato e Partinico Audace che si affacciano nuovamente in avanti con questa rimessa laterale, battuta da Cusumano, Scrozzo, l'appoggio per il 2, scambi veloci sulla catena di destra, Anselmo alza le braccia così a dire non l'ho presa io. E allora ancora Cosumano a cercare D'Amico, si difende stringendo i denti l'Empedoclina, provando anche a ripartire. Ecco il contropiede degli ospiti, campo aperto sulla fascia destra, ma il pallone giocato da Zambito è decisamente impreciso. Partinico Audace che gestisce le operazioni da dietro. Qualche ripartenza è stata concessa già all'Empedoclina, siamo al minuto 8, ma è chiaro che se il Partinico Audace vuole assumersi dei rischi deve anche concedere qualcosa. L'importante è il lavoro che viene svolto in avanti. Tanto lancio per D'Amico, raccoglie il pallone l'Empedoclina, Pulizzi e poi Anselmo, lascia correre il direttore di gara, forse ha concesso vantaggio e allora l'Empedoclina che verticalizza male, infatti Viscuso raccoglie, va per vie orizzontali da Maranzano, provano scambi veloci, il 10 con Maranzano che poi cade quasi sulla palla, forse si è fatto male, c'è da buttare fuori il pallone, l'Empedoclina non sembra volerne sapere. Allora Scrozzo torna dal suo portiere, ma Maranzano è ancora a terra. Cascione mette fuori, Maranzano è rimasto a terra, forse è caduto male nel tentativo di avanzare. Questo sicuramente non è una bella notizia, è importantissimo. Riccardo Maranzano per il Partinico Audace, intervento dalla panchina. Speriamo sia solo una botta. Panzeri come il resto dello staff del gruppo vanno a accettarsi le condizioni del compagno, ma non promette bene la situazione. Tanto per il momento non si scalda nessuno in panchina. Si rialza Maranzano. Empedoclina chiamata a restituire il pallone. Fili gestisce, torna a gestire un pallone il 3. Pulizzi, D'Amico, giocata a memoria il Partinico Audace per Panzeri che riesce ad agganciare. Ancora Panzeri, Pulizzi, prova tante giocate nello stretto il Partinico Audace, poi Scrozzo di testa, ancora Panzeri, Scrozzo, Maranzano, altro rischio, ma non mette dietro la gamba il 3 che lotta su tutti i palloni. Stato giocata all'indietro per Fili, Viscuso non ha la giocata sulla destra, infatti si arrabbia un po' Viscuso. Fili va diretto da Pulizzi, movimento opposto di D'Amico, sincronismo che non funziona in questa situazione. E allora prova a lavorare sulla destra Cusumano, lotta insieme a Longo, alla fine all'11 riconquista il pallone, viene dentro al campo, giocata verso D'Amico, poi Scrozzo tiene alta la squadra, lancio a cercare Panzeri, può andare sul suo destro Panzeri, bella giocata per Maranzano e guadagna rimessa laterale in zona d'attacco il Partinico Audace, primi applausi. E allora Maranzano pronto a battere questa rimessa laterale,
Va diretto ed era praticamente un'occasione per il Partinico Audace. Maranzano a battere la rimessa laterale, a cercare D'Amico, arriva in qualche modo Anselmo, ma il suo tocco è troppo morbido. Pullara, rinvio lungo del portiere dell'Empedoclina, Viscuso di testa, Scrozzo, poi Anselmo col petto addirittura, insiste il Partinico Audace, il recupero però dell'Empedoclina con Curaba, rientra, va in mezzo, occhio a questo cross, c'è Zambito che lo raccoglie e poi va di nuovo in mezzo, pericolo per il Partinico Audace, insiste l'Empedoclina da una parte all'altra dell'area di rigore, un po' di confusione dentro l'area di rigore di Cascione e compagni. E allora Filì, Maranzano, ancora Filì, Anselmo viene a prendersi il pallone, qualche rischio, poi Filì ancora, Scrozzo, gioca da dietro il Partinico Audace, il pallone per Pulizzi che c'è spazio per avanzare, ancora Pulizzi, libera Panzeri, giocata allargata verso Longo, rientra, salta un uomo, ancora Longo, grande giocata del numero 11, anche lui tornato al gol contro l'Iccarenz, è fermo a quota 2 in campionato Daniel Longo, e con questo tiro ha creato già qualche pensiero all'Empedoclina. Rimessa laterale giocata da Cusumano, D'Amico lavorare di sponda, fondamentale tutto quello che fa in fase di non possesso e anche quando deve andare a dialogare con i compagni, abbassando il suo raggio d'azione. Nasce centrocampista D'Amico, ma anche nel ruolo di centravanti si sta spendendo molto bene con sacrificio e dedizione. Tanto Empedoclina che si sta dimostrando ostica qui al Favazza, sicuramente non è un avversario dalla cifra tecnica trascendentale, ma è un avversario da non sottovalutare. Tanto Maranzano raccoglie Filì, Anselmo gioca a muro per Filì, Scrozzo a dare la linea di passaggio, si apre Viscuso e sale Cusumano sulla destra, ma il Partinico Audace lavora ancora per vie centrali. Da dietro è partita la grande iniziativa che ha poi liberato Longo al tiro, peccato che è stato murato. Sicuramente questa insistenza col gioco da dietro sta aiutando il Partinico Audace a trovare superiorità in avanti, anche grazie alle qualità di Pulizzi e Panzeri che si abbassano molto, dare una mano nello sviluppo, mentre Scrozzo ha più compiti di costruzione. Squadra dinamica e molto propositiva quella di Abbenante. Tanto rimessa laterale, giocata all'Empedoclina e Partinico Audace vuole riconquistare alto questo pallone, ma commette fallo, quindi calcio di punizione in favore della squadra di Porta Empedocle, che con grandi sacrifici vuole salvare questa categoria. Tanto Maranzano lotta, Pulizzi si è abbassato tantissimo, ma è ancora Empedoclina, palla per Riccobono, torna indietro, arriva addirittura un lancio di Brunetto e libera con questa situazione al tiro Castronovo, situazione pericolosa ancora dell'Empedoclina. Il Partinico Audace non è riuscito a impensierire più di tanto questo inizio di partita, sono già passati quasi 17 minuti, i due portieri sono ancora
abbastanza inoperosi. Maranzano lancia, ma ha preso in pieno l'avversario. Poi Filì, Viscuso, Filì insiste col palleggio, sempre sulla destra, ma è dove ci sono più maglie granata. Si poteva aprire il gioco, infatti è lo stesso che va a dire Maranzano al compagno. Tanto c'è un problema per un giocatore dell'Empedoclina che accende un po' di dolore. Si tratta di Castronovo, appunto, protagonista dell'ultimo pericolo ai danni del Partinico Audace, un giocatore cresciuto nel settore giovanile della Pro Favara. Ha già siglato un gol quest'anno con la maglia dell'Empedoclina. Tanto Maranzano, Panzeri, forse si è abbassato un po' troppo. Scrozzo, verticalizza per D'Amico, stavolta non riesce a scambiare col capitano D'Amico e quindi il Partinico Audace va in difficoltà. Sfortunato Panzeri, salva invece Filì e guadagna anche rimessa laterale. Il guardalinee ci dà conferma di questo. Pericolo ancora per il Partinico Audace che con qualche leggerezza sta concedendo più di qualcosa all'Empedoclina, che sta giocando un'ottima partita in entrambe le fasi, anche se è un avversario che ha un po' di assenze. Infatti vediamo una panchina non stracolma. Poi D'Amico a servire Longo, aggancia l'11, ancora Longo, può aprire da Panzeri, calcia Longo! E la prima conclusione seria del Partinico Audace parte dai piedi di Daniel Longo, risponde presente Pullara, concesso angolo al Partinico Audace. È riuscita finalmente ad arrivare nella tre quarti avversaria la squadra di Abbenante e a pungere. Adesso vediamo questo corner giocato al limite per Scrozzo, va al cross, ribatte l'Empedoclina, si deve sacrificare Pulizzi, ci arriva prima di tutti il numero 7 e adesso porta palla. Ancora Pulizzi, voleva un fallo di mano, il direttore di gara non lo accontenta e allora si gioca con questa rimessa laterale in favore dell'Empedoclina. Batte Tangorra, colpo di testa di Pulizzi, ancora Empedoclina che si deve liberare di questa palla. Filì protegge tranquillamente, c'era la pressione di Curaba. 10 dell'Empedoclina, i giocatori più esperti, più importanti che presenta questa squadra. Sicuramente avremo modo di raccontarvelo, ma per il momento il Partinico Audace attacca, ma Panzeri ha verticalizzato male. Infatti apre le braccia mister Abbenante, non è rimasto contento della giocata del suo numero 10, arrivato dal Mazzara per fare la differenza in questo centrocampo. Tanto già l'Empedoclina gioca, Viscuso protegge senza problemi, il difensore ex San Vito lancia, D'Amico premia Longo con questa sponda, Pullara prova a metterla fuori, guadagna rimessa laterale in zona d'attacco il Partinico Audace. La giocata Anselmo senza perdere tempo, poi Longo ad aprire da Pulizzi, aggancia il 7, si era proposto Panzeri, commette fallo l'ex Real Suttano e quindi calcio di punizione in favore dell'Empedoclina. Cresce gradualmente in termini prestazionali questo Partinico Audace. È chiaro che affrontare avversari così rognosi non è facile, ci sono pochi spazi, quindi il Partinico Audace se li deve creare con le combinazioni rapide, col terzo uomo in fase di possesso. Sono tutte situazioni
che il Partinico Audace sviluppa in allenamento e anche in partita. Intanto fuori gioco segnalato ai danni dell'Empedoclina. Poi grave leggerezza in fase di possesso, in fase di costruzione. Infatti l'Empedoclina ne può approfittare con questa iniziativa da parte di Curaba. Cross in mezzo, deve liberare il Partinico, lo fa con Scrozzo, poi D'Amico, ancora Scrozzo, solita giocata per Longo che può involarsi verso la porta e guadagna calcio d'angolo. Sempre preziosissimo il lavoro di Longo quando conquista palla negli ultimi 30 metri, è un giocatore fondamentale. Tanto corner e allora parte Longo che gioca corto da Panzeri, una finta del 10, ancora Panzeri, arriva in aria, Panzeri in mezzo, era un cioccolatino da scartare per Pulizzi, ma la difesa dell'Empedoclina si difende egregiamente, poi prova a ripartire la formazione ospite con questo lancio irraggiungibile per Castronovo. Ancora Partinico Audace che gioca, anche a Benante partecipa a raccogliere i palloni fuori, poi D'Amico, altra grande sponda per Longo, si salva come può Brunetto e il pallone è finito completamente fuori dal centro sportivo, ma è stato fermato tutto, fischiato un fallo e quindi calcio di punizione in favore del Partinico Audace. Tanto il signor Accetta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto sembra abbastanza nervoso nei confronti con i giocatori, questo non aiuta molto. Tanto costruisce la sua barriera Pullara, classe 92, ex Raffadali. Tanto palla in mezzo per Pulizzi e poi Viscuso, D'Amico a due passi, la palla rimane sulla linea, clamoroso come non è riuscito a fare gol il Partinico Audace. Prima Viscuso e poi D'Amico da mettersi le mani nei capelli. Quanto è successo? Ma questo deve stimolare il Partinico Audace a fare meglio. Di questo passo il gol deve per forza arrivare. Tanto colpo di testa di Maranzano, Scrozzo, Fili. Quindi punizione per l'Empedoclina. Calciata adesso questa palla, Viscuso di testa, la gioca a Cascione che tiene il pallone senza concedere angolo. Allora avanza il Partinico Audace con Longo che di forza apre il gioco da Pulizzi, sta facendo una grande partita l'11, il 7 serve Panzeri, lavora sempre meglio con i giocatori di grande qualità il Partinico Audace, cambi di gioco, scambi veloci, tutti i tratti caratterizzanti del calcio proposto da Benante. Intanto Maranzano va in mezzo, poi Anselmo ci ha provato, Scrozzo dal limite, di testa, l'Empedoclina rinvia, Partinico Audace attacca, Maranzano non benissimo, poi Filì e ancora un'iniziativa dei Granata in contropiede, il pallone arriva tra i piedi di Castronovo, avanza il 7, si schiaccia un po' la linea difensiva, poi esce con convinzione Cusumano, ma l'azione prosegue, non si alza la bandierina delle guardalinee e quindi arriva questa conclusione che si spegne sul fondo, lascia scorrere Cascione. Maranzano porta palla, poi con un mancino secco a cercare Panzeri, guadagna comunque rimessa laterale, Partinico Audace da posizione invitante,
È da un po' che il Partinico Audace serve d'amico con queste giocate con le mani, ma il 9 non è riuscito ancora ad impattare bene con la testa, lo accompagna molto anche Anselmo. E allora Maranzano, ecco Anselmo, palla per Longo, contatto in area di rigore ai danni del numero 11, c'è stata forse una spinta ai suoi danni, ma lascia giocare il direttore di gara della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Si riprende da rimessa dal fondo per Pullara, passano i minuti, il Partinico Audace preme, ma non riesce ancora a sbloccare questa sfida che chiaramente può rivelarsi ostica da qua alla fine. Siamo vicini alla mezz'ora e attacca adesso l'Empedoclina con questa giocata di Curaba che poi va in mezzo, libera Filì, occhio, tiro da fuori, molto impreciso di Riccobono. Poi il direttore di gara va a richiamare un giocatore dell'Empedoclina chiedendo di allontanarsi. Questo si accende anche un po' Mister Portelli dell'Empedoclina. Arriva un giallo nei confronti, credo, di Mazzola, collaboratore tecnico del Partinico Audace. Perdite di tempo sicuramente evitabili. Adesso si può giocare Cascione, gioca a corto per Filì, si è aperto Anselmo, cambia sempre interpreti nella costruzione il Partinico Audace, a volte si abbassa Panzeri, a volte si abbassa Anselmo, a volte si allarga direttamente Scrozzo. Intanto Maranzano riceve da posizione alta, ma non sembrava uscita la palla. Pronto a battere Tangorra, gioca subito, tanto Maranzano protegge bene, stavolta la rimessa è per il Partinico Audace, tocca all'indietro per Filì, riparte da Cascione, ma Mister Abenante voleva una giocata in avanti, non indietro. Filì a lanciare lungo per D'Amico, sulla seconda palla non ci arriva Anselmo e quindi l'Empedoclina si può difendere allontanando. Poi Viscuso prende in pieno un avversario, si crea una serie di azioni confuse a centrocampo, l'Empedoclina quasi ne giova, ma poi Scrozzo deve verticalizzare subito, c'è tanti uomini liberi avanti, il Partinico Audace. Panzeri porta palla con personalità, poi salta un uomo col tacco, ancora Panzeri, giocata illuminante e calcio di rigore per il Partinico Audace, fallo con le mani e quindi ci sarà questa occasione dal dischietto. È stata brava la squadra di Abenante a proporsi in avanti, ma è stata fondamentale la giocata di Pulizzi e adesso vediamo chi andrà dagli 11 metri. Intanto tanti confronti anche in panchina, subito Mister Abenante va a parlare con Anselmo, Filì a Cusumano, tanto si è preso la palla d'Amico, da numero 9 di questa squadra, vuole segnare, ne ha fatto solo uno in campionato D'Amico. Parte Angelo D'Amico, va col destro e sblocca il risultato. Angelo D'Amico, sono 2 in promozione per il numero 9 che manda un saluto alla tribuna ed è un gol fondamentale in una giornata difficile come questa, dove si faticava a sbloccare il risultato. Il Partinico Audace ci è riuscito e quindi aggiorniamolo anche nella grafica. È 1-0 per la squadra di Abenante
Empedoclina adesso sotto, aveva retto fino a questo momento, anche ripartendo bene la squadra di Giuseppe Portelli, ma il muro è crollato e il Partinico d'Acesso può attaccare con la testa sicuramente più libera. Maranzano, Pulizzi, con un tocco entra dentro il campo, brutta e pericolosa entrata da parte di Meta. Filì, Scrozzo, verticalizza per D'Amico, sponda un po' rivedibile quella per il 10, per il 10 appunto. Panzeri poi prova a liberare Pulizzi e alla fine mette il pallone fuori. L'Empedoclina guadagna rimessa, il Partinico d'Acesso tiene lontano il suo avversario dalla propria porta. Tangorra gioca la rimessa, Scrozzo, poi Pulizzi apre bene il gioco da Longo, con un po' di difficoltà si salva l'Empedoclina, ma Cusumano tiene alti i suoi, poi Panzeri lotta, Cusumano apre, Longo è libero, ancora Longo, va sul mancino, il miracolo di Pullara, bravissimo Daniel Longo a calciare, la risposta prontissima del numero 1 dell'Empedoclina, ha negato il raddoppio al Partinico Audace, che adesso sta approcciando con maggiore convinzione al match. Siamo entrati nell'ultima parte di questo primo tempo, abbiamo già superato ampiamente la mezz'ora. Corner battuto per Filì, che conosciamo benissimo per la sua pericolosità di testa, e ancora calcio d'angolo. Adesso se ne incarica Longo, si avvicina a Panzeri per uno scambio, vediamo cosa succede. Batte secco Longo, ma forse era meglio giocarla corta per il 10. Occhio a quest'altro contatto in aria, si è lasciato forse un po' cadere l'ex Mazzara. E la riparte l'Empedoclina, lo fa sempre con determinazione. Gioco aperto tra le parti di Tangorra. Può avanzare il 2. Salva tutto Filì, anche col tacco. Si è aiutato col braccio il 6 e ha commesso alla fine calcio di punizione. Tanto Cascione chiama i suoi alla barriera. Curaba sul punto di battuta. È un giocatore da attenzionare di questa rosa per esperienza e qualità. Giocato anche in Serie D con il Città di Castello. Nel 2019 vestito la maglia dell'Empedoclina, ha già siglato 3 gol. Poi ha vestito anche maglia di Raffadali e Pro Favara. Batte lui. Il corner, il cross è stato liberato in un primo momento dal Partinico Audace, ma la squadra di Porto Empedocle continua a insistere fino a beccarsi questo contropiede con Panzeri, che attento un sombrero, ha provato la giocata più difficile il 10, ma è nella sua indole quella volta di complicarsi la vita. Poi Filì manca nell'uscita, Maranzano per Pulizzi, passaggio sbagliato del 3. Tanto ancora Pulizzi di grande qualità, prova a giocarla per D'Amico, ma si era allargato il 9. Può pressare comunque la squadra di Abbenante. Scrozzo, ha messo male il piede, ha mancato l'appoggio. Maranzano non si accontenta della rimessa e va a cercare subito Longo dall'altra parte, che ci crede ma non ci arriva. Tutto fatto molto bene dal Partinico Audace.
pronto al rinvio Pullara, che ha già fatto parate importanti in questa prima frazione. Ha tolto qualche castagna dal fuoco all'Empedoclina, con almeno 2 interventi provvidenziali, di cui uno sullo 0-0. Poi Viscuso ha liberato, ma il pallone è praticamente un assist per Longo. Tiene giù la bandierina e guarda linee! E poi brutto fallo ai danni di Daniel Longo. Cartellino giallo. E poi rosso. Empedoclina in 10 uomini. E si complica parecchio. La partita della squadra ospite era già stata ammonito probabilmente. Salamone, che adesso esce dal terreno di gioco e lascia l'Empedoclina in 10 uomini sotto di una rete. Ma adesso quello che ci interessa di più, quello che ci preme di più, è che Longo è ancora a terra. Infatti è richiesto l'intervento della panchina. È stata una brutta entrata ai danni del numero 11 del Partinico Audace. Adesso il Partinico Audace ha la possibilità di andare con questo calcio di punizione. Sul punto di battuta Maranzano e Panzeri, ci ha provato il 3, barriera piena, poi Panzeri, serve D'Amico, colpetto, fa anche gol, ma il guardalinee alza la bandierina, fuori gioco per D'Amico. Voleva il suo terzo centro in stagione l'ex Alcamo, ma è chiaro, gol è annullato. Tanto mister Benante chiama i suoi ragazzi a continuare così, con questo spirito. Poi D'Amico, forse falloso il suo intervento, è giusto il fischio del direttore di gara. Empedoclina chiaramente adesso si deve un po' ridisegnare, ha solo 2 opzioni più il portiere in panchina, ma qualcosa il tecnico dovrà fare, perché una difesa a 4 verso il terzino ha bisogno di essere rimodellata. Nessun problema per Cascione, che mette giù col petto e andrà con i piedi allargando da Maranzano. Per il momento sembra essere rimasta a 3 l'Empedoclina senza particolari cambi, quindi sulla corsia di Longo c'è tanto spazio. Scrozzo, Pulizzi, Panzeri va a cercare proprio Longo, grande aggancio, gli viene a dare una mano Cusumano e quasi chiude l'azione D'Amico, ma non c'è arrivato, doveva tagliare sul palo e mettere questa palla in rete, ma ciò non è successo e quindi si gioca con l'Empedoclina in possesso. Alza la pressione altissima la formazione neroverde, lasciando solo Filì e Viscuso contro un attaccante. Con un po' di fatica l'ex super giovane Castelbuono alla fine riesce a dialogare con Scrozzo. Si intensifica anche il vento qui a Terrasini. Cusumano lancia, poi sulla seconda palla ci arriva Scrozzo, ancora il 4 che insiste con grande dinamismo, gioca corto per Longo che si è centrato, va a servire Pulizzi, poteva provarci al volo Pulizzi, ma ha preferito inseguire il pallone, alla fine è uscito e si rimane sull'1-0. Adesso sembra esserci solo una squadra in campo in termini di proposta offensiva. L'Empedoclina dovrà provare a limitare i danni fino alla fine nel tentativo
di cercare qualcosa anche su calcio da fermo, perché per il momento il Partinico Audace non concede veramente nulla. Pulizzi, sembra angolo, invece il direttore di gara insieme al guardaline lasciano che si giochi una rimessa al fondo. Pronto a questo rinvio Pullara. Fili alza la pressione D'Amico e quasi gli riesce, possiamo dire così. Pulizzi pressa come tutto il Partinico Audace, riconquista Scrozzo, ancora il 4, è una lavatrice di palloni il capitano del Partinico Audace, tanto Viscuso lancia benissimo per Cusumano che con un po' di fatica voleva l'angolo ma non gli è stato concesso. Minuto 43. Altro rinvio un po' nel deserto. Viscuso ha avuto questo contatto con un giocatore dell'Empedoclina che adesso è rimasto a terra. Curaba, che sta dicendo anche qualcosa al direttore di gara. Tanto Pullara per un attimo sembrava stesse abbandonando il terreno di gioco, voleva solo dell'acqua. Si rialza il 10, tanto mister Benante chiede qualcosa a Panzeri, soprattutto sta dando le indicazioni. Fondamentale il numero 10, ex Cittadella e non solo, un giocatore che ha vissuto anche esperienze all'estero col Chiasso in Svizzera, soprattutto nell'Under 19, un giocatore di grandi qualità, protagonista a Mazzara in eccellenza. Questi primi mesi anche a Benante è stato suo tecnico. Infatti lui, come Andrea Aggio, oggi assente per problemi fisici, sono arrivati in questa sessione invernale dalla compagine canarina che si trova nei bassi fondi del girone A di eccellenza. Ma oggi l'argomento è la promozione e quindi vediamo Pulizzi aprire il gioco da longo. Si salva in qualche modo anche con grande difficoltà Tangorra, che adesso sembra stare occupando le zone sinistre della difesa. Tanto calcio d'angolo alla portata per il Partinico Audace. Pronto Longo con questo cross in mezzo D'Amico! Ad un passo da raddoppio il Partinico Audace. Sembrava abbastanza oggettivo questo calcio d'angolo, non concesso al direttore di gara. Si riparte da rimessa dal fondo, più di qualche dubbio. Filiva a lottare Anselmo, ancora lottò, lavora benissimo, tornato titolare dopo la panchina di Carini. Tanto Longo quasi soffia il pallone a Pullara e tanto reazione del numero 1 ai danni dell'attaccante del Partinico Audace. Tanto subito cross per la testa di D'Amico, contatto ai suoi danni, ma non c'è nulla. Sempre molto performante Daniel Longo. Adesso dovrebbe essere assegnato il recupero.
visto che siamo già oltre il 46esimo, dovrebbe arrivare alla fine veramente di questa prima frazione. Intanto male sull'anticipo Cusumano. D'Amico ancora dolorante. E lui, l'autore del gol dell'1-0. Nel frattempo Portelli, tecnico dell'Empedoclina, protesta nei confronti del direttore di gara. Arriva un giallo nei confronti dell'allenatore della squadra di Porto Empedocle, posizionata al 12° posto in classifica. Tanto le proteste continuano, potrebbe anche arrivare un rosso. Evita il direttore di gara di estrarne altri, ha già espulso un giocatore. Intanto ultimi assalti di questo primo tempo. Occhio però a questa ripartenza del Partinico Audace con Longo che gioca per Anselmo Lotto. Con una scivolata ha provato a giocare per il compagno, ma arriva il duplice fischio adesso che mette fine a questo primo tempo. Risultato di 1-0 più che meritato per il Partinico Audace, che ha fatto la partita e ha meritato il gol di Angelo D'Amico. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo per la ripresa. La squadra mi è piaciuta, specialmente i primi 20-30 minuti. Che devo dire, io sono arrivato ieri sera e neanche i ragazzi ancora si conoscono, quindi ho detto ai ragazzi non vi preoccupate, avete fatto una bella partita, piano piano ci dobbiamo guardare tutti negli occhi e cercare di dare quell'input, quella carica giusta e cercare di tirarci fuori da questa situazione. Non era questa la partita dove dovevamo vincere, perché poi se si vince a volte sai come è calcio, però sapevamo che l'avversario è quello tosto, sapevamo che quelli sono una squadra bella quadrata, la squadra per ora più in forma del campionato, anche se i miei non mi hanno dispiaciuto. Abbiamo preso il primo gol, ci siamo rimessi di nuovo a giocare e purtroppo nel secondo tempo sono fatti 2 errori madornali della nostra linea difensiva. Peccato, perché anche sull'1-0 finiva 1-0 alla fine, poi ci avevamo sui 180 minuti, ma 3-0 tutto meritato, quindi dobbiamo pensare a domenica, che anche domenica non è che sarà una gara di quelle dove cercheremo, tu mi conosci, faremo di tutto per portare qualche punticino, ma sappiamo che lì è quasi vietato prendere punti, quindi sono molto ottimista, la società mi sta vicino, dobbiamo prendere i giocatori, eravamo 11 contati, 11 con Matiu che si è fatta la puntura, non c'è niente di sa quale cosa. L'unica cosa che mi dispiace è che i ragazzi prendono 3 gol e magari mentalmente si deprimono sempre di più, questo è quello che mi dispiace, ma il resto già era quasi scritto, lo sapevamo, diciamo. Il mio credo. Sì, la società mi ha detto che in settimana, la prossima settimana arriveranno 4-5 giocatori di categoria, perché non possiamo sbagliare, che se si sbaglia si retrocede, quindi sono molto ottimista in questo senso. Poi ci metterò del mio e piano piano faremo la nostra parte, anche perché nel girone di ritorno le prime 10 partite incontreremo tutte squadre alla nostra portata. Non dico che sono più forti, ma neanche più deboli, diciamo, tra virgolette. Quindi possiamo fare punti se vogliamo. Poi se vengono bene, se non vengono pazienza, ci abbiamo provato. Ma avete visto tutti, me l'hai detto tu questa domanda e io rispondo, non do la colpa all'arbitro perché abbiamo perso, assolutamente no. Però diciamo che ogni fallo del Mazzara era un'ammonizione, ogni fallo del Castelbuono non era ammonizione. E vabbè, ci sta. Non mi ha dato un rigore che dovrò andare a vedere negli highlights. Il gol a Ricciulli l'ha visto solo lui, il fallo di mano l'ha visto solo lui. Poi c'è stata un'azione di fallo laterale vicino a me che loro battono un fallo laterale, la palla neanche entra in campo e fischia il fallo assolutamente, hanno vinto meritatamente, l'arbitro non c'entra niente, dico ma è l'atteggiamento. E siccome io non sono mai abituato a stare nei bassi fondi della classifica, lo sai, questi atteggiamenti ci sono, che la squadra è quella che sta sempre sopra, qualche occhio di riguardo c'è, la squadra che magari e sai com'è, dico sul dubbio fischio per quelle, è una mia opinione, però resta tale. Sto rispondendo perché ma io di solito non parlo degli arbitri. Ma assolutamente sì, però ci dobbiamo presentare, non è che in campo, certo che diciamo che era quello il nostro obiettivo. Purtroppo ci dobbiamo andare a Castelbuono, non è che non ci presentiamo.
il nostro obiettivo è la salvezza. Da domenica questa con la Nissa, quello che viene ci prendiamo. Quando verrà l'Atletico già è una finale, da lì si iniziano le partite con l'Atletico. Purtroppo non si dovrà più perdere, quando non si dovrà più perdere. Questo è l'obiettivo della squadra. La società mi sta vicino, mi ha detto che prenderemo i giocatori, quindi va bene così. Sì, sinceramente è troppo largo. Se finiva 1-0 o un pareggio ci poteva pure stare, perché i 2 gol, palla inattiva nostra, corner nostro, ripartenza, 2 difensori miei contro l'attaccante loro, lo fanno passare e vanno a rete, lì si fa fallo, quindi la palla, infatti ho pure gridato fate fallo, è stato un errore nostro. Il terzo gol l'avete visto tutti, quindi ho detto che in media perché hanno 3-0 non si può commentare, però bisogna lavorare su questa ingenuità. assolutamente sì, bisogna lavorarci tanto, bisogna prendere qualche difensore di esperienza da mettere vicino a Baiata, a Benivegni, a tutti i ragazzi. Bisogna lavorare accettando, se ho accettato vuol dire che ci credo, se no mi stavo a casa e magari facevo altro. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e particolare, perché anche se in questi 2 o 3 giorni si sentivano determinate situazioni legate al Mazara, io l'avevo detto ai ragazzi, Mazara è una società ambiziosa, è una piazza importante, quindi chi gioca da parte loro faranno una grande partita e metteranno il cuore. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa, non dobbiamo dimenticare che veniamo dalla promozione, quindi per noi è un cammino che stiamo facendo abbastanza bene. In campionato stiamo facendo grandi cose, ora abbiamo fatto una grande semifinale di andata di Coppa, però non è ancora chiuso niente perché il ritorno sarà un'altra battaglia sportiva e può succedere di tutto. Io cercherò di tenere alta la concentrazione, anche se 1-0-3 è un risultato molto importante, però saranno altri 95 minuti di battaglia sportiva, perché uno dei nostri obiettivi ormai è quello di andare in finale di Coppa, quindi siamo sulla strada giusta e cercheremo di raggiungere questo obiettivo. Sì, penso che se non ci sono problemi burocratici dovremmo giocare nel nostro nuovo stadio che ci daranno in questi giorni. Per questo io voglio ringraziare la società, i ragazzi. I complimenti vanno a loro perché è da 4 mesi che ci alleniamo in un campo lontano 20 km da Castelbuono, giochiamo sempre fuori casa e se abbiamo fatto dei buoni risultati soprattutto è merito della società che non ci fa mancare niente. Nel nostro piccolo stiamo cercando di rispettare i piani e i ragazzi che fanno tanti sacrifici. Voglio anche dire che secondo gli addetti ai lavori noi abbiamo l'ultimo e il penultimo budget di eccellenza. Questo significa che si sta facendo un gran lavoro, ce la giochiamo ogni domenica, veniamo da un percorso di crescita continuo. Il nostro obiettivo è la salvezza e, come hai detto poco fa tu, se riusciamo a fare bene queste 2 partite e il ritorno della semifinale di Coppa che dovremmo fare in casa, poi ci giochiamo la finalissima il giorno 20 gennaio. E per noi è già un sogno, perché ripeto, questa squadra è una neopromossa, con il budget più basso dell'eccellenza e sia in campionato e sia in Coppa ci stiamo facendo rispettare. Quindi continuiamo così, però non abbiamo fatto niente, il nostro obiettivo è salvarci, il nostro obiettivo è lavorare giorno dopo giorno e il nostro obiettivo è fare bene nella partita di ritorno della semifinale di Coppa. Giocheremo contro un'altra grandissima squadra, una squadra che è stata costruita per veleggiare nei piani alti della classifica. In questo periodo abbiamo giocato contro Mazzarese, Mazzara 46, Misil Meri, Nissa, oggi una semifinale di Coppa. Veniamo da un percorso molto pesante. Ho qualche acciaccato, vediamo di riuscirlo a recuperare per sabato, perché affrontiamo sabato una grande squadra. L'Athletic Palermo è una grande squadra, anche se anche loro hanno superato un periodo di alti e bassi, però sappiamo che è importante andare a fare il risultato lì, perché ripeto, noi dobbiamo guardare quella soglia della salvezza e poi vediamo quello che ci prendiamo. E anche sabato sarà una battaglia. Sì, noi lavoriamo insieme dal 31 luglio. Anche per questo voglio fare i complimenti al direttore sportivo Ivano Vetere, che con un budget piccolissimo ha costruito una bella squadra, una bella realtà. Abbiamo cercato di guardare prima l'aspetto umano, abbiamo cercato uomini prima di giocatori e poi sul discorso dello spessore caratteriale abbiamo cercato le caratteristiche che secondo me possono fare bene con il mio modo di interpretare il calcio. I ragazzi lavorano, hanno una grandissima fame, molti di loro, come hai detto poco fa, sono al primo anno in Italia, alcuni vengono da stagioni altalenanti, quindi per loro è tutta una rivalsa. Noi lavoriamo con grande voglia e intensità perché per loro sanno che se quest'anno fanno bene è una cosa che si porteranno più avanti, quindi innanzitutto devono fare bene per loro e poi soprattutto bene per i compagni, perché costruire un grande gruppo è la base per poi mettere le capacità tecnico-tattiche. Come dicevi poco fa tu, sì, noi piace tenere palla, fare il nostro possesso,
Poi ci sono partite in cui giustamente ci adattiamo anche all'avversario con le caratteristiche tecnico-tattiche dell'avversario, però la nostra identità è quella: se è possibile giochiamo palla, stiamo corti, andiamo alla regressione, e poi come vedete dentro il campo i ragazzi, anche se oggi non abbiamo fatto una grande partita, e per questo voglio fare i complimenti anche al Mazzara, perché ripeto, in poco tempo si è ripreso e almeno ha battagliato, ci ha reso la vita difficile, e questo va dato atto ai ragazzi del Mazzara. Però noi siamo venuti qua consapevoli che dovevamo fare bene, e questo percorso di crescita sta andando avanti.
Sta per iniziare la ripresa tra Partinico Audace ed Empedoclina. Ultimi accorgimenti da parte della terna arbitrale che, come di consueto, controllano le porte. Poi sarà fischio di inizio di questo secondo tempo, risultato di 1-0 in favore del Partinico Audace, che ha fatto la partita, ha menato le danze per larghi tratti. Qualche ripartenza insidiosa dell'Empedoclina c'è stata, poi l'espulsione ai danni di Salamone ha anche un po' liberato di testa la squadra di Abbenante, che già era passata avanti con il rigore di D'Amico. Tante occasioni sono state sprecate, soprattutto nel finale di primo tempo, quindi il compito principale dei neroverdi sarà quello di chiudere i conti il prima possibile. Per adesso le danze, il direttore di gara di questa ripresa con l'Empedoclina, che si deve difendere già da queste prime iniziative del Partinico Audace. Pulizzi, Scrozzo, Panzeri, palla per Maranzano, Panzeri, Anselmo, Scrozzo, Panzeri, ancora Panzeri, sbaglia il passaggio per Pulizzi, poi scivolata, prova, ma l'Empedoclina riparte. Sì, diciamo che una scelta abbastanza chiara, abbastanza tangibile è quella di lasciare Curaba isolato là davanti e provare con dei lanci in verticale a pescarlo in campo aperto. L'Empedoclina proverà a giocarla così, essendo con un uomo in meno. Gioca con 2 linee schiacciate. Intanto Longo si era sacrificato tanto per tenere in campo questa sfera, ma non ci è riuscito. Il numero 11 è stato protagonista dell'espulsione dell'avversario, si è anche conquistato il rigore causando il fallo di mano. Sono tante situazioni, oltre ai tiri e ai dribbling, che hanno permesso al Partinico Audace di passare in vantaggio. Nel frattempo segnaliamo Butera che si scalda. Tanto si è subito già perso tempo. Poi Longo a lottare, chiude l'iniziativa dell'avversario, ha provato a salire col pallone tra i piedi Tangorra, è stato fermato dal direttore di gara. Il gioco, e quindi calcio di punizione, batte proprio Curaba, attaccante disegnato per questo secondo tempo, quasi da unico riferimento. Tanto punizione battuta malissimo, Longo fa ripartire i suoi, prende campo, l'11 ci può credere, Pullara però ha preso una posizione giocando d'anticipo. Scrozzo, è rimessa laterale per il Partinico Audace, anche se nel direttore gara e nel guardalinee hanno preso una decisione rapida. Kusuma no, non ci arriva Longo. Kusumano a cercare D'Amico, va a duellare con i difensori avversari, poi Kusumano ancora a riproporre. Pulizzi col petto, aveva già visto con la coda dell'occhio Panzeri, alla fine va a dialogare con Maranzano che si butta subito nello spazio con grande determinazione. Palla per D'Amico che si può girare e calciare, è così che fa, ma libera malissimo il pallone l'Empedoclina, poi Longo non ci arriva, presta subito alto il Partinico Audace, gravi difficoltà nell'uscita palla per la squadra di Porta Empedocle e quindi guadagnata rimessa laterale in zona d'attacco. Kusumano, Scrozzo, totale libertà, l'Empedoclina è tutta schiacciata, ma Partinico Audace ha perso un po' di tempo in questo possesso orizzontale. Alla fine si va da Pulizzi, Scrozzo tocca all'indietro per Maranzano, lancio per D'Amico che manda nello spazio Pulizzi, forse è stato sgambettato,
ma al netto di zero proteste possiamo dire che forse è scivolato. Tanto l'Empedoclina si ripropone in avanti, ma Cusumano chiude questa prima iniziativa di Tangorra, poi lotta anche Viscuso e la rimessa del Partini Caudace. Cusumano, Scrozzo, ragiona, va da Filì, si andrà dall'altra parte, c'è Pulizzi tutto solo, si è abbassato Panzeri, è salito Maranzano, funziona alla perfezione l'uscita a palla del Partini Caudace che arriva dritta nell'area di rigore avversaria. Pulizzi, gli è stato fischiato un fallo inesistente, molto discutibile la scelta del direttore di gara in questa circostanza, perché è andato a negare una costruzione del Partini Caudace praticamente perfetta, telecomandata quasi. Tanto si leva la felpa Butera. Quindi questo ci suggerisce che a breve toccherà a lui. Scrozza lontana. Rimessa Empedoclina. Pressa il Partini Caudace. Controlla Riccobono. Alza un campanile sul quale deve arrivare Filì. Commette però fallo l'ex difensore del Castelbuono, nonché capocannoniere del Partini Caudace fino a questo momento. Ve l'abbiamo già detto nel primo tempo. 3 gol per lui. 2 nell'ultimo periodo. Prima col Casteltermini, poi col Piana. Tutti arrivati dopo essersi sbloccato contro la Giardinellese in questo girone d'andata di promozione che si sta per chiudere con questa partita. Tanto punizione insidiosa, ribattuta senza paura da Anselmo. Occhio a questa palla giocata da Riccobono, poi il Partini Caudace può ripartire con D'Amico in avanti. Anselmo va a premiare Longo che si era mosso d'anticipo. Poi rinvio sbagliato di Pullara e Longo lo grazia. Non ci è riuscito il numero 11 a beffare il portiere avversario. Nel frattempo Maranzano, Panzeri, Scrozzo con delicatezza a servire Pulizzi, prova a saltare l'uomo, si prende, accontentandosi questa rimessa laterale. Partini Caudace che preme, che insiste, c'è bisogno di consolidare il risultato. 1-0 è sempre troppo poco. Palla in mezzo per Anselmo, anticipato a Riccobono, non allontana la sfera l'Empedoclina, gravi difficoltà. Alla fine la rimessa è stata concessa all'Empedoclina, poi Pulizzi la riconquista, il tocca di per Scrozzo, vince il rimpallo, ma alla fine la squadra di Porta Empedocle riesce in qualche modo ad allontanare. Rimessa laterale giocata. Viene a raccogliere il pallone Pullara. Cusumano, grave rischio del 2. Poi Viscuso invece protegge bene d'esperienza. Va da Cascione. Aspetta un po', poi va a cercare direttamente Pulizzi e lo premia bene il movimento del set. Cascione. E adesso si può alzare il Partini Caudace in pressione, chiamando Pullara al rinvio. Cusumano sulla seconda palla, ci arriva bene. Occhio a questo rimpallo. Quasi un flipper. E poi continua il momento di difficoltà dell'Empedoclina, poi il Partini Caudace si prende il suo tempo per battere questa rimessa. Tanto Cusumano va a lottare con D'Amico
prezioso il lavoro del 9 che si prende questa punizione. È sempre una bella scoperta Angelo D'Amico, nonostante sia un giocatore navigato, fa grande lavoro, grande sacrificio. Poi è estratto un cartellino giallo ai danni di Ricco Bono, ma noi vi segnaliamo che è arrivato il momento di Gabriele Butera. Adesso arriva anche il richiamo del guardalinee, c'è da capire solo chi uscirà, che mister Benante ci ha abituato anche a schierare due punte in un colpo solo. Tanto il cambio è doppio, che è pronto ad entrare anche Amiri, quindi cambia qualcosa anche dietro mister Riccardo Benante, ma come sempre tutto a trazione anteriore. Esce Anselmo, entra Butera, quindi fuori un centrocampista e dentro un attaccante. Sicuramente è un cambio che ci suggerisce un'indicazione tattica, con Longo che passa a centrocampo e uno tra Butera e Longo, anzi uno tra Butera e D'Amico andrà a fare l'attaccante esterno, mentre Amiri prende il posto di Cusumano, e quindi credo che sarà Viscuso invece a fare il difensore centrale o il terzino, vediamo. Sono tutte situazioni tattiche da vedere in corso d'opera. Quello che è certo è che il Partinico c'è una grande opportunità da situazione da fermo, calcio di punizione. Longo e Panzeri, entrambi sul punto di battuta, chiama lo schema, Longo, valle cross, ci arriva perfetto Pulizzi, e poi la zampata doppia, prima di Filì, poi di Viscuso, alzata la bandierina del guardalinee, non c'è nulla, ma ancora Partinico audace, con Pullara che allontana, Amiri, col tempo giusto di testa, ancora Amiri, che con tranquillità, sì, è Viscuso che andrà a fare il terzino, poi ancora Miri, Scrozzo, esce in palleggio il Partinico audace, ancora Pulizzi, allarga da Longo, ma anche il direttore di gara non ha dato una grossa mano, occupando dello spazio. Su Amiri, che è entrato bene in campo, allarga da Maranzano, poi Panzeri a cercare D'Amico che cade da solo. Per il momento è Butera largo a sinistra, il rinvio lungo, colpo di testa di Amiri, poi Longo, Viscuso, Maranzano è solo libero di controllare porta palla il 3, va da Butera che tocca il suo primo pallone, prova a scambiare con D'Amico, buono il passaggio nello spazio per Longo, che poi si è beccato in pieno l'uscita di Pullara. Tanto molto agitato qui il numero 1 dell'Empedoclina. Non mi pare che il direttore di gara gli abbia fischiato un rigore contro. Tanto sembra pronto anche un altro cambio per il Partinico audace. Tanto Viscuso lascia scorrere. Continuano le discussioni tra Longo e Riccobono, ma prima c'è un altro cambio, sia per il Partinico audace e anche il primo dell'Empedoclina, che da quando ha rimediato il rosso non ha cambiato nulla. Invece adesso la sostituzione c'è, entra Agnello, sta uscendo Meta.
mentre esce Panzeri, sempre molto bacchettato da mister Abenante, lo sostituisce spesso a gara in corso. Quindi sostituzione. Si può giocare. Tanto Scardina in campo. Tanto Viscuso, assumendosi qualche rischio, premia il movimento di Butera che si può involare verso la porta. Avanza Gabriele Butera, si accentra, prova a scambiare con Longo. Il pallone esce nuovamente dall'area di rigore. Sempre l'ex Città di Mistretta in possesso. Va da Scrozzo, che forse lascia scorrere troppo la sfera. Contropiede dell'Empedoclina. Non si alza la bandierina, però salva tutto Filì. Era uscito Cascione dall'area piccola. Da sfiorare il raddoppio il Partinico Audace è passato a rischiare di subire gol. Tanto mister Abenante va a dire qualcosa al direttore di gara. Forse voleva alzata la bandierina il tecnico ex Mazzara. Tanto corner non battuto per il direttore di gara, che chiede la ripetizione, ma qui ha rischiato di far fare male a qualcuno. Superata adesso l'ora di gioco e calcio d'angolo che parte ora. Deve liberare Scardino in qualche modo. Rimessa, giocata all'Empedoclina, pallonata per Pulizzi e poi tiro smorzato a di tirone. Cascione, porta palla a Scrozzo, va da Pulizzi, gestisce il gioco del Partinico Audace da dietro. Ancora Scrozzo, perde un po' di tempo, poi va a cercare Scardina, palla cash. Viscuso, Scrozzo, Scardina, ancora Scrozzo, bella manovra del Partinico Audace, Viscuso arriva sul fondo, crossa male però è chiaro che non è il suo ruolo quello di Carmelo Viscuso, che è più un centrale, ma che ha dimostrato anche di saper fare bene questo lavoro, soprattutto nel finale di partita con l'Iccarense. Suo l'assist per Butera nel gol dello 0-3 definitivo alla Iastrelli. Questo la dice lunga anche su quante soluzioni abbia mister Abenante in termini di ruoli e caratteristiche. Longo ha iniziato la partita da esterno offensivo, la sta chiudendo da centrocampista, per dirne uno. Scusa, ha iniziato da centrale, appunto sta ricoprendo il ruolo di laterale destro. Tanto ancora un fastidio per Maranzano, che poi gioca all'indietro da Filì. Si apre Amiri a ricevere, insiste però sulla sinistra il Partinico Audace. Filì, Scrozzo, Amiri, Maranzano, ancora Filì, Maranzano, esce pulito il Partinico Audace, con Butera che si muove lungo la fascia, lo lancia Maranzano, ma il pallone è buono per D'Amico, il guardalinea alza la bandierina, non sembrava esserci questo fuorigioco. Il Partinico Audace ha bisogno di chiudere questa pratica. Continuiamo a dire che il risultato di 1-0 può preservare delle insidie, soprattutto
nel secondo tempo di questa partita. Siamo al 64esimo, ci avviciniamo all'ultima parte. Poi Fili aggancia Scardina, può verticalizzare ancora Scardina, sale, può andare all'1 contro 1, preferisce andare al cambio di gioco. Butera aggancia col destro, palla fuori di niente, ad un passo dal secondo gol consecutivo Gabriele Butera. Ha fatto un grande cambio di gioco il Ventino. Roverde intanto da amico, forse ci doveva credere un po' di più. Poi Pulizzi, insiste Pulizzi, e poi il fallo clamorosamente gli viene fischiato contro. Sembrava averlo subito il fallo Pulizzi. Partita che adesso ha perso un po' di ritmo. Cascione va da Maranzano, poi Butera, si prende un fallo. Scrozzo, Pulizzi apre forte il gioco, la tiene in campo Scardina, poi Viscuso, zona cross, dialoga ancora con Scardina, torna da Scrozzo, ancora il capitano che imbuca Butera e la sua posizione, e ancora una volta il guardalini alza la bandierina. Si sta prendendo dei rischi inutili il guardaline, ogni volta in situazioni molto molto dubbie. Tanto palla allargata per Scardina, il 20 mette giù, vuole andare sul mancino, calcio Scardina ma viene murato. Allora Pulizzi e la sua mattonella, va corto da Longo, calcia Longo, palla fuori. Adesso il Partinico Audace sta sprecando parecchio in zona gol. Sembra di rivedere il monologo visto contro l'Iccarense, anche contro il Gemini. Ma diciamo che la pratica Carini è stata chiusa, non dico rapidamente, ma quasi. Mentre partite come queste, sì, contro una squadra in 10 uomini, ma che si può dimostrare insidiosa da un momento all'altro. Intanto grande giocata per Butera, che scambia con D'Amico, il 9 calcia troppo alto, ma le giocate di Butera sono tutte preziose per il reparto offensivo nero-verde. Anche sulla sinistra riesce ad incidere Butera, crea un numero esponenziale di occasioni tra assist e potenziali gol che è mostruoso. Sarebbe fantastico raccogliere delle statistiche a riguardo, perché al letto di minuti giocati e occasioni prodotte c'è tanto di positivo. Tanto Empedoclina adesso ha una ghiotta opportunità. Sono queste le situazioni che l'Empedoclina può sfruttare per andare a far male. La palla però già era uscita, quindi si riparte da Cascione con questo rimesso al fondo. Il portiere è arrivato in settimana a Partinico, reduce da un'esperienza molto breve a Casteldaccio in eccellenza, per lui solo 10 presenze, 2 clean sheet. Sicuramente il suo percorso recente è stato decisamente più brillante ai tempi di Aspra, quando ha vinto 2 campionati consecutivi, uno di prima categoria e poi i playoff di promozione, giocando tutte le partite titolare praticamente in un biennio. Il portiere è cresciuto nel settore giovanile del Palermo, passato anche alla primavera del Trapani, debuttato giovanissimo in eccellenza, va solo 17 anni quando ha giocato per la prima volta nel massimo livello regionale. Adesso ha scelto Partinico come destinazione e per il momento oggi è stato abbastanza
poco chiamato in causa, 0 tiri in porta per l'Empedoclina fino a questo momento. Tanto proprio la squadra di Porta Empedocle a proporsi in avanti, beffato Amiri, e allora avanza la squadra ospite, ma Maranzano fa una scivolata importante. Vediamo se anche questo fallo viene chiamato a Pulizzi, almeno questo. Quindi si riparte un calcio di punizione per il Partinico Audace. Tanto Butera prova a dare una mano. Poi Scardina, Longo in qualche modo riesce a ripartire il Partinico Audace con Scardina, sta arrivando a rimorchio Butera, serve Viscuso in scivolata, l'ex San Vito arrivano degli incoraggiamenti verso il 20. Tanto Pulizzi, Scrozzo, fraseggia il Partinico Audace ancora, Pulizzi, Scrozzo, tanto gioco corto, qui fili Maranzano, il lancio a cercare Longo, c'era anche Scardina, poi va a lottare il 20 del Partinico Audace, fallo del classe 2005, ex Juniores del Trapani. Tanto punizione rinviata, Amiri col petto, poi Scrozzo si prende dei rischi e alla fine guadagna rimessa laterale. Viscuso, Amiri si allunga forse troppo palla, chiede più velocità a Mister Abenante perché in fin dei conti si è rimasti sempre in questa zona di area di rigore. Maranzano, Butera apre quasi a memoria da Scardina, può puntare la porta il 20, si butta allo spazio Longo e arriva la risposta di Pullare, ancora vicino al 2-0 il Partinico Audace. Poi Maranzano, c'era fallo sul 3, il direttore di gara dice no e alla fine si salva in rimessa laterale, ma era abbastanza netto il fallo ai danni di Maranzano. Infatti ancora a 3 Maranzano e ancora Mister Abenante impegnato nel chiedere spiegazioni nel guardalinee. Maranzano adesso necessita di un intervento da parte dello staff. Non è la prima volta che Maranzano a terra in questo match. Qualche botta l'ha presa oggi. Tanto proseguono i possibili cambi in casa Partinico Audace. Ci sono ben 2 giocatori che si stanno riscaldando. Si tratta del nuovo acquisto Drago e Cristian Longo, altro classe 2005 talentuoso dell'attacco del Partinico Audace. Oltre a Scardina anche lui è un giocatore cresciuto nel settore giovanile del Trapani. Questi 2 talenti estrosi si gioca dopo che Maranzano è stato a terra. Adesso può rientrare il 3, ma nel frattempo l'Empedoclino attacca. Occhio a questo tiro molto pericoloso, e questo deve essere un segnale grande quanto una casa per il Partinico Audace, che deve chiudere la partita e deve farlo il prima possibile. Sono gli episodi che possono cambiarla
in un secondo da rimessa laterale la squadra di Porto Empedocle quasi la pareggia. Probabilmente non ci sarebbe neanche potuto arrivare Cascione su questa palla. Adesso Maranzano va diretto a cercare D'Amico, la sponda di Longo, ci arriva Scardina, ma lo anticipa Pullara. Ora salta Filì, poi Riccobono, un lancio nel nulla, con i piedi Cascione. Va corto da scrozzo Cascione. E allora ha servito Scardina. Viscuso viene dentro al campo il 5. Si è mosso bene Butera, salta l'uomo Viscuso. Con grande personalità Alex Sanvito. Alla fine allarga male il gioco, c'era Scardina, ma Scrozzo occupa bene il campo. Avanza Scrozzo. Serie di dribbling. Va col mancino! Blocca Pullara che era posizionato male. Aveva visto lo spazio Scrozzo. Si era proposto anche Butera. Ma buona l'idea del capitano di beffare Pullara, che si è fatto trovare pronto. Viscuso di testa. Scardina a lottare. Longo. Scrozzo. Viscuso. Diretto da Butera. Il pallone però gira parecchio. Applaudito dal pubblico. Carmelo Viscuso. Tanto un po' di problemi nel capire dove si deve battere questa rimessa laterale, ma prima c'è un cambio. Entra Fiannaca, esce Castronovo. Rimessa laterale giocata adesso all'Empedoclina. Forse con una mano Viscuso, ma il direttore di gara lascia correre. Adesso riparte dall'altro lato l'Empedoclina, che in questi ultimi giri d'orologio è un pochino più pericolosa, mentre Filì si sbilancia portandosi in avanti da centrocampista aggiunto, protegge bene il pallone l'ex Castelbuono e alla fine guadagna punizione. Sempre prezioso il lavoro di Emanuele Filì, 22enne, con 3 gol all'attivo. Tanto sacrificio in tutte e due le fasi, molto attivo e partecipativo il difensore nero-verde, che non si limita a tenere la linea difensiva, ma fa tanto altro. Intanto Pulizzi, pallone per Amiri, ma è ancora una segnalazione del guardalinee, che ne ha chiamati parecchi di fuorigioco. Si sta, tra virgolette, prendendo la scena così. Intanto è pronto un altro cambio e questo sì che è fuorigioco, abbastanza netto, invece si prosegue. Infatti Viscuso in questo caso deve far valere il fisico per chiudere il rientrato in gioco Curaba, che era abbastanza al di là della linea. E allora Partini Kodace che deve tenere gli occhi bene aperti, che siamo al minuto 78 e questa è un calcio di punizione per l'Empedoclina da buona posizione. Batte Curaba. Va col destro, allontana bene D'Amico, può ripartire Scrozzo, fallo e merita un giallo perché era una chiara occasione da gol, si stava distendendo in ripartenza e Partini Kodace con tanti uomini lo stava facendo bene. Pronto Amiri, si abbassa Longo a ricevere
Tanto pronto doppio il cambio per il Partinico Audace, entrerà anche Cristian Longo, mi pare di capire. Tanto Pulizzi, poi Longo, Butera l'ha lasciata passare per D'Amico e occhio a questo lancio, ma non ci arriva il 10 dell'Empedoclina. Sono tantissimi gli elementi offensivi del Partinico Audace in campo, considerando che i centrocampisti adesso sono Pulizzi e Longo già da un pezzo, da quando Anselmi è uscito, più le punte, più Scardina. Un tempo che giocano a sinistra, un tempo. Pulizzi prova ad uscire, palla al piede del Partinico Audace, ma tutto si trasforma in un lancio che quasi favorisce D'Amico. Pressa forte, Pullara che libera male, e alla Longo, zona tiro, Longo! E arriva il 2-0 di Daniel Longo. Terzo gol in campionato per il numero 11 nero-verde, che va a darsi la mano col suo direttore sportivo. E adesso la partita dovrebbe andare in ghiaccio. Era il gol che serviva al Partinico Audace ed è nato da un errore di Pullara. Quindi aggiorniamo adesso il tabellino e nel frattempo commentiamo anche queste due sostituzioni che prepara mister Benante in questo finale di partita. Intanto debutto per Drago, che torna a Partinico, come vi abbiamo raccontato, dopo l'esperienza del 2019, poi un brutto infortunio, l'ha tenuto lontano dai campi, adesso rientra nel calcio. Esce insieme a Pulizzi D'Amico per dare spazio anche a uno dei gioielli del settore giovanile, Cristian Longo. Questa è la partita giusta. Ha colto dai applausi il rientro nel calcio di Gianluca Drago, uno che sente la maglia tantissimo, essendo di Partinico. Classe 98, neanche più giovanissimo. Anzi 95 per la precisione. La notizia adesso è che Butera farà il centravanti e quindi Cristian Longo e Scardina saranno gli aculei del tridente. Tanto pressione ancora fortissima di Longo, che ne ha molte di energie. Cascione viene a prendersi questo pallone, apre da Maranzano, può andare direttamente da Cristian Longo sulla sinistra. Poi Empedoclina che lancia, ma ormai l'inferiorità numerica più i 2 gol di svantaggio mettono in condizioni veramente complicate la squadra ospite. Empedoclina che batte questo calcio di punizione, poi Scrozzo, match che si sporca un poco dopo questo raddoppio con l'Empedoclina che deve tentare il tutto per tutto, chiude però in maniera provvidenziale Filì, è diventato un totem per questo pacchetto arretrato. Poi Butera era riuscita a allargare bene il gioco, il numero 19, per lui da quando è tornato 2 subentri, un gol e ancora più di 6 minuti a disposizione. Drago, posizionato da play, alzando Scrozzo. Filì
Buona palla per Scrozzo, che rallenta i tempi. Il lancio arriva adesso verso Cristian Longo, ma deve lottare, faticare parecchio per avere questa palla. Ci riesce solo in un primo istante, poi la perde e allora l'Empedoclina riparte. Maranzano chiude senza problemi. Forse un tocco con le mani del capitano del Partinico Audace. Giustamente concesso calcio di punizione all'Empedoclina. Manca però il controllo Curaba. Pronto a battere questa rimessa Maranzano. Si avvicina Drago, controlla, tocca all'indietro per Filì. Ancora Maranzano, ancora Filì. Drago. Concesso il vantaggio, c'era fallo sul subentrato partenicese. Tanto Scrozzo. Gestione del pallone praticamente perfetta al Partinico Audace, che non la perde. Poi Drago non ha ancora tempi di gioco sicuramente rapidissimi. Diciamo che si è entrati quasi in un torello che si interrompe nel tocco superficiale di Longo. Poi Amiri mette giù questa palla. Allargato questo pallone da Viscuso, che porta palla e poi il tocco per Scardina. Longo si è buttato nello spazio Butera, ma lo serve male. Ancora Longo però. Poi Drago. E fine Filì addirittura l'ha visto pullare fuori dalla porta e ha provato a sorprenderlo. Chiaramente il risultato permette anche questo. Per me la partita è indirizzata, però è chiaro che si poteva giocare meglio questa sfera. Pronto Pullara. Andrà al rinvio lungo l'Empedoclina. Salta Scrozzo, c'era anche Drago dietro di lui. Lotta invece Filì in qualche modo. Addirittura un giallo per l'ex Castelbuono. Un po' dura la scelta del direttore di gara nell'ammonirlo. Punizione dell'Empedoclina. Occhio a questo tiro dalla lunga distanza da parte di Brunetto. La sua conclusione comunque si è abbassata all'ultimo. Quasi beffato Cascione. Drago. Lancia bene Longo. Vediamo se riesce a tenerla in campo. Classe 2005, alla fine sì. Si propone a Butera, vince quasi il rimpallo, ma no. Rimessa al fondo. Allora ancora Empedoclina. Avanza la squadra ospite per questi ultimi spunti offensivi, ma ancora Filì provvidenziale a chiudere tutto. Finale in attacco, possiamo dire disperato, della compagine di Porta Empedocle, che anche con un uomo in meno deve provarci. Mentre Drago bada al sodo, mette fuori. Rimessa giocata adesso, sempre con la lettura giusta. Viscuso mette fuori dal campo questo pallone. Si gioca
Drago rischia sull'intervento di Scrozzo, poi addirittura col tacco ci ha provato il 16. Controlla Longo, prova ad accendersi ma viene anticipato. Maranzano a cercare Cristian Longo. La palla credo sia stata deviata, infatti la rimessa laterale è in favore del Partinico Audace, praticamente vicinissima alla bandierina questa rimessa. È quasi un calcio d'angolo. Sta per scoccare adesso il 90°. Ci dovrebbe essere il recupero adesso. Maranzano a cercare Butera. La palla passa e quasi arriva a Scardina. Poi Pullara anticipa Longo e si salva. Tanto il numerone dell'Empedoclina ha qualcosa da dire a Longo, così. Tanto Amiri, bravo ad anticipare l'avversario. Poi Viscuso, sempre con grande propensione offensiva, a cercare Butera. Follia di Pullara. E allora Butera non ci arriva. Il 19 del Partinico Audace. Che errore del portiere dell'Empedoclina. Novantesimo ampiamente superato. E corner per il Partinico Audace. Occhio a questa palla in mezzo. La palla arriva dalle parti di Drago che con un tocco serve Scrozzo. C'è Butera in aria. Butera! Se l'è mangiato il 19 che vorrebbe distruggere la porta. Applauditissimo dal pubblico del Favazza. Capita anche ai migliori. Poi Amiri, senza particolari problemi, protegge fisicamente, potrebbe tornare da Cascione e alla fine arriva il rinvio dell'estremo difensore nero-verde. Viscuso col petto, verticalizza immediatamente, Longo sembra in posizione regolare, non alza la bandierina del guardalinee e allora Daniel Longo può pensare anche al tiro, vuole andare a cercare Scrozzo che col piazzato non riesce a calare il tris il Partinico Audace. 92 e 15 sul cronometro adesso. Poi l'Empedoclina la lancia un po' casualmente questa palla. È stato un monologo del Partinico dall'inizio alla fine. Tanto arrabbiatissimo mister Abenante per questa giocata, che non si accontenta, chiede sempre il massimo dei suoi nelle giocate collettive. Tanto Drago, Maranzano, Scrozzo, palla per Daniel Longo, anzi Christian, porta palla, si accentra, occhio a questa bella giocata per Daniel Longo, può calciare, insiste l'11, messo giù, non c'è rigore per il direttore di gara, in effetti è stata una strattonata leggera e quindi c'è il contropiede dell'Empedoclina che una volta tanto riparte con Curaba che fa fuori la pressione di Drago, prova a superare anche Viscuso, chiude tutto come una saracinesca Filì e allora avanza e poi verticalizzare, c'era il movimento di Butera, ha preferito andare per vie orizzontali. Scrozzo per Butera, il pallone gli arriva ma sporco, c'è stata una deviazione che si è rivelata importantissima da parte del difensore Granata e allora Drago che c'è campo da prendere, ancora Drago, va da Longo, c'è Scrozzo, servito Longo,
che mette giù, insiste il 2005, la palla arriva a Scardina, dall'altra parte va col destro, ci voleva un compagno e secondo palo, ma su questo tiro finisce la partita tra Partinico Audace e Empedoclina, secondo successo consecutivo per la squadra di Abbenante, battuto l'Iccarense, battuto l'Empedoclina, si rilancia in classifica la formazione neroverde che adesso chiude il girone d'andata a 15 punti con la voglia di riscattarsi nel girone di ritorno. Decidono le reti fondamentali di D'Amico e Longo. Grazie a tutti per aver seguito la sfida e noi vi diamo appuntamento direttamente al nuovo anno. Alla prossima!